cambiata. Vediamo cosa va cambiata. No, lo prego. No, io riprendo il discorso che faceva l'amico Tosi. Sì. E, per quanto riguarda il discorso della regolamentarizzare gli immigrati. Prima, quando io dicevo che non è stata affrontata in maniera adeguata, proprio mi riferivo a questo, cioè il fatto, al posto di dare i soldi alle cooperative oppure metterli, non so, anzi lasciarli a sparpagliare per il paese, io li metto in un campo profughi, li posso gestire, fargli fare un lavoro socialmente utile, così sia la persona potrebbe anche, come dire, un stimolo per un domani di mettersi nel mondo del lavoro dopo che gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, sia anche per non stare là a non far niente e che in balia della malavita, perché spesso la vulnerabilità di queste persone cadono nella rete della criminalità. E questo credo che sia un fatto molto importante che fino ad ora non è stata fatta in Italia, perché se fosse fatta anche anni indietro, veramente non sarebbe arrivato a questo punto che tutti i giorni sentiamo famiglie derubate, persone, e che poi non si distingue che ci sono i comunitari e extracomunitari e che, ahimè, la maggior parte dei reati vengono compiuti dei provenienti dei paesi comunitari. Perché la maggioranza in assoluto infatti sono i rumeni, sì, esatto. I rumeni, i moldavi, poi scendiamo anche questo penso che sia un fatto dell'Europa, anche questo, il fatto di affrontare, perché non è detto che è uno proprio immune, perché faccio parte dell'Unione Europea, sono immune, tu non puoi farmi assolutamente niente, no. Tu sei a casa mia, sì. Perché devi essere immune? Sì, però questo non risolve il problema della immigrazione di massa. Ecco, questo non lo risolve. Sì, posso fargli una domanda, Elena, voglio fare una domanda un attimo a lei. No? Sì, dopo do la parola a te. Sì, volevo dire, allora, prima accennava al discorso che sarebbe interessante far scontare le carceri nei paesi d'origine. Sì. Lì basta vedere la diatriba che abbiamo con l'India per comprendere che sarebbe difficile un discorso di diritto internazionale che è condiviso da tutti. Ma non voglio entrare in merito a questo. Voglio farle una domanda personale. Lei è venuto qua 34 anni fa ed ha chiesto asilo, asilo politico, certo. Giusto? Ecco. Certo. Secondo lei, rispetto alla sua esperienza, un rifugiato politico di oggi, ci sono differenze sostanziali? Ma sicuramente. Cioè, sì, sicuramente, perché allora, per avere lo status di rifugiato sono dei requisiti, cioè uno non è che arriva in un paese e dice guardi, io sono arrivato, datemi lo status di rifugiato. Io mi ricordo molto bene che la persona viene intervistato, viene interrogato, sono dei prefetti che lo fanno, c'è la commissione della prefettura che lo fa, perciò bisogna avere tutte le carte in regola per poter essere riconosciuti come rifugiati politici. Poi lì non è solo per la politica, per persecuzione razziale, religiosa, in certi punti anche sessuale, perché per esempio gli omosessuali, per esempio in molti paesi che sono in pratica è bandita, perciò la persona può chiedere. La differenza è che adesso si è mischiato, perché anche perché non si può dire, giustamente è alla ricerca di una vita migliore di quello che ha. È paragonato, è messo assimilato agli altri. Vengono chiamati tutti i rifugiati, che non è così, perché quello che avviene per discorso economico dovrebbe avere un passaporto in tasca. Qui non trovo lavoro, benissimo, vado in Germania. Non trovo lavoro in Germania, vado in un altro paese. Ma questo è l'immigrato economico, che dovrebbe essere in regola, non perché poi adesso parlerete del discorso della clandestinità, cioè in un paese libero e civile la parola clandestinità non dovrebbe esistere, proprio non dovrebbe esistere, perché cosa vuol dire? Cioè, io ho un fantasma che mi gira per le strade, cioè, com'è possibile questo fatto qua? Perciò già questo di per sé è molto grave. E che poi parlando del reato di clandestinità, cioè io concludo, cioè,
sono arrivato alla conclusione veramente proprio una perdita di tempo. Perché ci sono, fra l'altro poi l'Italia ha dei problemi serissimi, cioè spesso si va a aggrappare delle problematiche che probabilmente non sono così grossi proprio da non surmontare, cioè, penso che sia proprio... Assolutamente. Allora, è stata buttata acqua sul fuoco relativamente al reato di clandestinità, vediamo il contributo, così dopo diamo la parola anche agli altri interlocutori. Acqua sul fuoco, rinviando come da calendario al prossimo Consiglio dei Ministri quale sede nella quale affrontare la depenalizzazione del reato di clandestinità. Ma l'intenzione del governo di frenare ha già sollevato non poche reazioni tra chi legge la nuova linea di Palazzo Chigi come una resa all'alleato Alfano, che questo reato lo ha sottoscritto da ministro e che continua a difenderlo a denti stretti, invocando piuttosto un'azione più netta e decisa da parte dell'Europa e un'accelerazione nei ricollocamenti. Ma l'intenzione di frenare sarebbe mossa anche da altre ragioni, dal timore che il governo possa essere accusato di lassismo nella lotta al terrorismo. C'è l'incognita dell'effetto che avrebbe depenalizzare tale reato in un'opinione pubblica scossa da quanto accaduto a Colonia. Per quanto il reato, così com'è, non venga applicato e per quanto la stessa Europa lo abbia bocciato perché non punisce un comportamento criminale ma uno Stato, l'essere un migrante clandestino. Non si può ridurre tutto ad un sì o ad un no, la questione va affrontata, ma meglio farla nella riforma del sistema penale, dice il responsabile giustizia del PD Ermini. Certo, imboccando la via parlamentare i tempi si allungherebbero e se ne riparlerebbe dopo le amministrative, un modo anche per non offrire argomenti facili di campagna elettorale al Carroccio, dove già incalzano. Se il governo va avanti, Alfano sarà obbligato a dimettersi e l'NCD a uscire dal governo. Ma nella stessa minoranza del PD, con posizioni opposte a quelle del Carroccio, pungolano il Premier perché non faccia nessun passo indietro sull'abolizione del reato così come annunciato. A spegnere le polemiche intanto il guardasigilli Orlando, che spiega si valuteranno le diverse posizioni e si terrà conto dei pareri delle Camere e dei nodi tecnici emersi nel dibattito. Wittingaro, secondo lei è solo una questione meramente politica, come è stata buttata così? L'Europa in realtà ci ha dato degli input ben precisi o è sostanziale? Reato sì, reato no? E alla luce di quanto giustamente dicevano di nuovo i nostri interlocutori esteri, che immagine si dà a chi viene dall'estero come immigrato economico, clandestino, che dir si voglia rifugiato, profugo, qualsiasi genere, abolendo questa questione che non è di poco conto? Al di là delle questioni politiche, è vero, elettorali, perché immaginiamo l'opinione pubblica, quello che sta succedendo, si abolisce il reato di clandestinità, insomma, trasale, no? Un pochino, forse. No, il fatto di prendere a prestito, diciamo, l'Europa solamente quando serve, secondo me non è che sia, come dire, un atteggiamento edificante, insomma, ecco. Cioè, questo non toglie, come avevo iniziato poco fa a dire, che diciamo, l'Europa è molto debole in questo momento, insomma. Mi verrebbe quasi da dire che, insomma, se l'Europa esiste, gli europei non esistono, insomma. Cioè, la situazione, diciamo, di paesi e di realtà all'interno dell'Europa fortemente diversi, credo che, diciamo, mi perdonate un po' l'analogia, ma comunque è come quando si pensa che il mondo arabo sia tutto un unico mondo, insomma, tutto omogeneo e uniforme, insomma, ecco. Quindi i tedeschi, gli italiani, i francesi. Ed è evidente appunto che quando si deve trovare una soluzione ad un problema è molto più facile e immediato trovare una soluzione in modo autonomo piuttosto che, insomma, sedersi attorno a un tavolo e cominciare a valutare. E questo secondo me è l'effetto della chiusura temporanea di Schengen di alcuni paesi, insomma, dove naturalmente prevale, secondo me, e questo, insomma, non lo dico da politico, insomma, ma prevale comunque uno spirito, riemerge qualche spirito nazionalista, insomma, a mio parere. Però, al di là di questo, insomma, io, tornando alla sua domanda, cioè, secondo me l'aspetto, diciamo, legato appunto al reato di clandestinità, secondo me è una questione politica. Cioè, io almeno, insomma, la trovo assolutamente
una questione squisitamente politica, e io, siccome sono un tecnico, come dire, insomma, mi occupo di studi. No, ma io volevo il suo parere tecnico, non volevo metterla in mezzo con la politica, volevo sapere tecnicamente, perché è stata citata l'Europa, come lei diceva, certo, è una scusante. Sì, secondo me sì, ecco, quindi io diciamo su questo, insomma, forse lascerei più, diciamo, cioè questa è la mia, come dire, opinione da tecnico, però non mi spingerei oltre, diciamo, a ragionamenti che invece lascio volentieri, insomma, a chi invece diciamo, è alle prese, diciamo, con qualche campagna elettorale imminente, insomma, immagino, no? Certo. A voi la parola, prima Tosi, poi il Presidente, indifferente. Campagna elettorale non mi risulta. Le amministrative a livello locale intendo. No, noi siamo a posto. Amministrative le abbiamo fatte nel 2014, le abbiamo vinte, siamo in grazia di Dio fino al 2018. Vabbè, è una valutazione politica. Una valutazione politica, ma certo, una valutazione politica però... Prima facciamo differente, prende la parola tranquillamente lei, Presidente, tanto non c'è. No, voglio dire, io la mia opinione l'ho già data sulla asserita geniale opinione del Premier di abolire il reato di clandestinità. È una sciocchezza, perché... e ho già spiegato, è un motivo e non è una questione politica, è una valutazione reale. Il nostro governo attuale decide che tutto quello che è per lui non interessante non è più reato e quindi depenalizza. Allora, a questo punto lasciamo in piedi l'omicidio e poi forse le rapine e non lo so, le frodi fiscali, forse perché quelli fanno cassa. Tiriamo in piedi 3 reati, quindi il sistema giustizia funziona. Questo è il meccanismo che ha in mente Renzi. Come avevo accennato prima, a settembre ha abrogato o depenalizzato, ritenuto non perseguibile penalmente, chiamiamolo come volete, una serie di reati che ha ritenuto bagatellari, che bagatellari non sono, perché quando stiamo parlando di violazione di domicilio, minaccia, aggressione, stiamo parlando... Un centinaio di... Sì, 50 che colpiscono anche l'individuo, non reati per cui butto una sigaretta però, per Presidente, terra, mi chiarisca una cosa, mi scusi se la interrompo. Mi scusi se la interrompo. Allora, depenalizzare il reato di immigrazione clandestina, per quanto io ne capisca, non significa non perseguire la clandestinità. Voglio dire, depenalizzare oggi significa che c'è un soggetto che viene individuato, vengono raccolte delle prove che riconoscono la persona clandestina, si va al giudice, davanti al giudice di pace, lo identifichiamo. Spesso il giudice, quasi per quello che mi risulta, quasi al 100% non è mai presente la persona che è stata individuata perché chissà dove è andato. Ci sono dei costi di avvocati perché questa persona ha diritto ad un avvocato. Ecco, allora io mi sono domandato, ma la depenalizzazione, quindi significa non riconoscere il reato penale, cancella anche l'aspetto del giudizio, delle procedure civile, amministrativo? Non credo. Ecco, allora io dico, chiudo, se ragiono bene, perché quindi allora depenalizzare, se da un lato mi sgrava di costi di avvocato, poi il lavoro non lo trovo, poi il decreto di espulsione che comunque non viene eseguito, altro ragionamento da vedere. Certo. Ecco, e se io posso comunque mandarlo a casa perché è infranto delle nostre leggi attraverso il civile, ecco, non è la stessa cosa, mi aiuti un attimo a capire. Secondo me non è la stessa cosa, per 2 motivi. Un motivo di carattere psicologico, è importante che ci sia un deterrente che individui delle regole per lo Stato italiano. Allora, lo Stato italiano dice no alla clandestinità, cioè entri legalmente, entri secondo i flussi migratori se sei un migrante economico, entri invece con la richiesta di status di asilo, di rifugiato, se ritieni di essere un perseguitato. Entrare e far finta di non essere nessuno non mi sta bene. Primo. Secondo motivo, quindi implicitamente depenalizzarlo significa dire ascolta, facciamo finta che insomma se ti trovo pazienza al massimo ti espello, che tanto non ti espellerò mai. Il secondo motivo è un motivo di carattere proprio pratico, cioè ma tutti quei soggetti
che vengono individuati senza documenti, senza permesso, eccetera, eccetera, a seguito di un procedimento penale hanno un'identificazione, finalmente la prima identificazione. Io ti posso prendere l'impronta digitale, schedarti e metterti intanto a segnalato. Così emerge che tu hai già commesso 8.000 reati, che ti ho già trovato in una serie di... e come dire, acquisto la dimostrazione che tu non è che sei qui L'identificazione che il rito civile non avverrebbe? Identificazione che il rito civile non avverrebbe? A livello amministrativo l'identificazione succede solo quando io faccio volontariamente richiesta di essere identificato perché voglio essere... Se lo fermi per strada, perché voglio essere inserito nelle richieste di asilo. Io sono un profugo, smonto dalla barca e dico sono un perseguitato, tieni qua le mie impronte, mettimi da parte e chiamami in commissione. Ormai la prassi è, ed è questo quello che dicono i fatti, che smontano e dicono senti, sai cosa c'è? Io le impronte non te le do, tu non hai modo di obbligarmi, e io me ne vado. È un po' come quelli sconosciuti al fisco, diciamo. Esatto. Allora, no, prima di dare la parola a Tosi andiamo in pubblicità, così è l'ultimo blocchetto di pubblicità, ce lo togliamo, dai, pubblicità.